Beh, insomma, alla fine ne ha sentiti tutti i colori, Sì, credo, quindi sì, sì, qualche impressione, qualche emozione, qualche considerazione al di là di quello che ha già detto, penso che sia spontaneo e doveroso. assolutamente, anzi, grazie mille per questa replica, per questa replica finale. Io cerco ovviamente di arrivare, abbiamo detto, alle conclusioni di questa nostra serata e di dire, di riprendere, anzi, riparto dall'inizio da dove è partito Federico, quando, e mi ricollego anche a quanto detto prima da Alessio Morosin, che diceva, beh, noi non sappiamo davanti a noi, i nostri figli, il futuro, magari ci può essere anche un'Italia per macroregioni o per stati differenziati, solamente era la differenza dicendo che non è esistito mai nella storia uno Stato federato, quantomeno composto da altri Stati, che sia partito da un'unità per poi diventare federato. Eh, e quindi prima ci vuole l'indipendenza e poi si può pensare a una confederazione, per esempio sugli Stati Uniti. E questa è una visione, è la sua visione. Io voglio dire che io ho una visione che, se volete, può avere lo stesso risultato, ma con un'altra strada. Quindi va bene, mi piace questa visione, diciamo, degli Stati Uniti d'Italia, però io credo in un passaggio fatto attraverso, come abbiamo detto, delle, chiamiamole, maggiori, uso questa parola che ho visto che è un po' indigesta, queste maggiori autonomie che poi portino, se vogliamo, allo stesso risultato, se alla fine è a quello a cui tendiamo. Io, io, Però, se per cortesia, no, però per cortesia, se lasciate esprimere il concetto, lui sa benissimo che è in una sala in cui sono più quelli che non sono d'accordo con lui ma di quelli che io, lo sono, però credo che il rispetto di una persona che proprio per questo motivo è venuto sia anche di lasciarlo parlare ma io, senza... io accetto di buon grado qualsiasi critica perché è il sale della democrazia, il sale del confronto, e quindi ben venga. Anzi, sono venuto qui apposta proprio per confrontarmi e anzi mi fa piacere sentirmi dire no, guarda, io la penso diversamente, io così, io in un altro modo, perché è un momento di crescita per tutti quanti, lo dico veramente col cuore in mano. E ora, noi abbiamo detto che lo strumento referendario, l'ha detto all'inizio Federico, noi siamo assolutamente d'accordo. Poi vi ripeto, può essere il viaggio diverso, può essere Indipendenza Veneta, lo dice lo stesso nome, può essere il fine ultimo diverso, ma quello che a me preme sottolineare, magari permettetemi di essere molto terra a terra, molto concreto, molto attaccato ai risultati pratici, perché è questo quello che mi sento di dover dare io nei prossimi mesi e spero nei prossimi anni, è la certezza alle persone di poter avere qualcosa in mano, di poter avere un risultato, di poter dare qualcosa in più alle proprie aziende come risorse, come famiglie e come territorio. Il nostro territorio che sta soffrendo tanto, abbiamo visto questi disgraziati cosa hanno combinato in questi anni. Perciò, perciò benvengano tutti i referendum, benvengano tutte le espressioni del popolo, perché noi siamo assolutamente favorevoli. Ognuno poi con la propria visione, la nostra è una visione, vi ripeto, a macro regioni, con grandissime autonomie, il modello svizzero, come dicevamo, quindi i referendum, il popolo che deve decidere, la gestione del proprio denaro. La vostra è una visione indipendentista, però vi ripeto, benvengano anche queste diversità e vi ringrazio ancora per l'ospitalità di questa sera. Sperando che poi Berti per questo confronto partecipi anche al rinfresco, al buffet, allo spuntino che ci viene Molto offerto volentieri, dopo, grazie mille. casualmente ringraziando Forno di Casabasso, Carrozzeria Cosmo, Agricola Perozzo, beh insomma sono loro che permettono che ci sia la serata, quindi va anche ringraziato che ci mette anche i soldi. Equici Impianti Elettrici e Mercatopoli. Voleva un breve diritto di replica. Brevissimo, brevissimo. Volevo un attimo... Quando dicono brevissimo è inquietante. no, no, no.
Sarò breve, volevo replicare ad Alessio quando prima provocava con l'idea della inconciliabilità tra l'articolo 5 della Costituzione e la trasformazione dell'ordinamento italiano in senso federale, ovviamente. Beh, innanzitutto io partirei da una premessa, che non tutti gli stati federali nascono da un fedus, nascono da un accordo. Ci sono storicamente delle ipotesi di stati federali che nascono invece dalla dissoluzione di stati unitari. L'Austria nel 1920, il Belgio nel 1970 si trasforma in stato regionale, nel 1994 in uno stato tendenzialmente federale, senza che questo comporti una violazione ovviamente della Costituzione. Quindi attenzione che lo Stato federale come premessa non sempre nasce, che noi abbiamo in mente ovviamente il modello degli Stati Uniti d'America, ma gli Stati Uniti d'America non sono stati e non sono l'unico modello di ordinamento giuridico federale. Per certi versi anche la Germania nel 1949 con l'entrata in vigore della Grundgesetz, della legge fondamentale. Primo punto, conosco bene quegli atti di quel convegno del 1999 e la tesi di Mazzarolli. Ci sono però delle tesi anche diverse. Esposito, per esempio, va in una direzione diversa. Esposito sostiene, ad esempio, che il concetto di indivisibilità possa tranquillamente coniugarsi con uno Stato unitario che al suo interno si possa trasformare in senso federale nella misura in cui non crea degli stati composti e quindi tali da assurgere alla qualifica di sovranità, ma uno Stato che realizza al proprio interno il massimo, cito testualmente Paladin, il massimo del decentramento possibile, compatibilmente ovviamente con la propria unità. E quantanche si volessero trasformare le regioni in stati, tali per cui si avrebbe una violazione dell'articolo 5, in realtà l'indivisibilità potrebbe essere in qualche modo superata e si potrebbe darne una lettura costituzionalmente conforme, ritenendo che lo Stato composto non è uno Stato a sé stante, ma è parte della forma di Stato composto, quindi una parte di un ordinamento ovviamente più ampio di cui è una partizione, ovviamente. Quindi, ma già in questo senso qualcuno parlava di una indivisibilità della Repubblica in senso relativo. Recentemente ci sono state delle riflessioni dottrinali in questa direzione. Chiudo perché non voglio portare via spazio ad altri relatori. Mi chiedo, è vero che c'è questo problema dell'articolo 5, vedremo cosa dirà la Corte, anche se mi aspetto personalmente una motivazione diversa rispetto ai precedenti del 92 e del 2000. Ma che cosa cambierebbe se non ci fosse l'articolo 5? Secondo voi, noi abbiamo invocato l'articolo 5, voi con l'articolo 5 ovviamente, per ovvie ragioni, avete una posizione completamente diversa dalla mia, ma qualcuno ha detto che anche se l'articolo 5 non ci fosse, in realtà non cambierebbe nulla. Ci sono la Germania, la Repubblica Federale Tedesca, non contiene il principio di indivisibilità. Eppure possiamo dire che sarebbero ammissibili al loro interno dei distacchi dei Länder tali da poter diventare indipendenti? Io ho dei seri dubbi. Il problema non è l'articolo 5. Il problema è che l'articolo 5 positivizza un principio che è quello dell'integrità territoriale, che è proprio di qualunque ordinamento giuridico statale. Ci sono ordinamenti che lo codificano, l'Italia, l'articolo 5, la Spagna, la Francia, questo è un articolo che ha ovviamente matrice francese, ma ci sono degli ordinamenti in cui il principio di indivisibilità non c'è, non è codificato, non è positivizzato nella Carta fondamentale. E per questo dovremmo dire che in quegli stati ci sono possibilità di diritto all'autodeterminazione nel senso indicato dal parere della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio, che tra l'altro è vero che arriva ad ammetterlo al di fuori dei casi coloniali, ma lo fa con un breve passaggio, con un obiter dictum, tra l'altro un parere che non ha ricevuto l'unanimità dei consensi. Ben 4 giudici avevano dei dubbi che il diritto all'autodeterminazione si potesse articolare così. Chiudo. Sarebbe interessante sapere che in seno alla commissione bicamerale nel 97 ci fu chi propose un disegno di legge costituzionale volto a inserire proprio il diritto all'autodeterminazione nell'articolo 132 della Costituzione. Venne sollevata poi